In cosa consiste la vostra iniziativa? Allora, dice che è una petizione internazionale, il significato è Commissione internazionale dei cittadini europei, i quali vuole raccogliere 1 milione di firme per arrivare a chiedere al Parlamento europeo la possibilità di decidere sulla propria autodeterminazione e quindi per la propria indipendenza. Ma questa iniziativa ha un colore politico o è trasversale? No, assolutamente no, l'iniziativa è individuale, quindi è proprio un salto culturale rispetto a tutto quello che è movimento, associazionismo e quant'altro, proprio perché è il diritto naturale di ognuno di noi, di ogni cittadino, di potersi autodeterminare attraverso un percorso indipendentista. Quindi assolutamente non c'è colore politico, non c'è nessun tipo di riferimento legato ad associazioni, ma chiunque è in grado di poterlo portare avanti. Ma è gente, dove vi può trovare? Allora adesso stiamo mettendo in piedi dei comitati, ovviamente adesso attraverso l'utilizzo di associazioni, per esempio la Lise Venete ne sta dando appoggio a questo punto di vista, alcuni movimenti politici sta appoggiando questo tipo di battaglia e quindi nella fase iniziale tutto sarà gestito attraverso dei gazebo che faremo nelle varie manifestazioni come questa qua della festa dei Veneti, ma anche in altre città e qualsiasi altro tipo di movimento o associazione che vuole aderire a questo progetto.